squadra, come si cerca di lavorare compatti per raggiungere un obiettivo. L'orgoglio di una città che sa che molte città avrebbero voluto ospitare la Dunata, la 90ª Dunata, e l'orgoglio di una città che si prepara a ricevere gli alpini. Ogni tanto quando parlo con i cittadini trevigiani si usano due parole, come sono gli alpini? Simpatici, divertenti. Com'è la Dunata? Simpatica, divertente. Ecco, io penso che sia veramente così, ma andiamo un attimo a fondo, cerchiamo di capire cosa vuol dire simpatica e divertente. Divertente, guardando la parola, il significato della parola vuol dire guardare da un'altra parte. Gli alpini e la Dunata ti fanno guardare da un'altra parte, ti fanno pensare, fanno capire che esiste un senso fortissimo di comunità. E questa simpatia non è la simpatia della battuta, è la simpatia di un gruppo di persone che riesce a farti vivere le stesse emozioni. Quindi la Dunata qui a Treviso, Dunata del Piave, la celebrazione della Grande Guerra, è un momento assolutamente importante di condivisione di emozioni, condivisione di storia, condivisione di prospettiva. In questo modo lo dobbiamo vivere. Lo dobbiamo vivere prendendo un insegnamento fortissimo degli alpini, che sono una vera comunità italiana.